La prima commissione oggi ha votato il giudizio di meritevolezza sul tema della separazione di Venezia da Mestre. È un tema che infuoca gli animi dei veneziani perché ovviamente loro vogliono sentirsi legittimati, sentirsi veneziani fino in fondo. Da questo punto di vista abbiamo l'amministrazione comunale e il sindaco Brugnaro contro, perché ovviamente andiamo a dividere un comune che complessivamente rende Venezia città metropolitana. Però oggi noi abbiamo voluto ribadire il ruolo della regione per poter dire la propria su questo tema. Oggi abbiamo detto diamo ai cittadini la possibilità di esprimersi, quindi a breve i cittadini di Venezia potranno dire la propria sul tema della separazione. Il Partito Democratico e anche comunque la lista Moretti hanno deciso di non partecipare al voto. La cosa è molto semplice, abbiamo affermato che non siamo contrari a fare esprimere i cittadini, ma nel momento in cui anche il legislativo regionale dice che si tratta di un atto che potrebbe non essere legittimo, anzi è illegittimo perché il Consiglio regionale non ha competenza in questo caso, allora abbiamo ritenuto che non fosse il caso di esprimere una valutazione su un atto di illegittimo, anche perché questo significa che nel momento in cui dovesse anche essere approvato all'interno del Consiglio stesso verrebbe immediatamente impugnato e quindi non è vero che poi si andrà a dare la parola ai cittadini stessi e poi va rispettato quindi quelli che sono i diversi livelli istituzionali e quindi poi la competenza del Consiglio Comunale di Venezia e della città metropolitana. Il Movimento 5 Stelle ha votato a favore di questa possibilità, proprio perché noi abbiamo sempre sostenuto la possibilità del referendum e di dare la parola ai cittadini. Poi noi non vogliamo entrare nel merito della questione, saranno i cittadini ad esprimersi sul sì o sul no alla proposta. Certo che noi come attivisti, come portavoce del Movimento 5 Stelle, insieme ai nostri consiglieri comunali a Venezia, faremo la dovuta informazione appunto per informare, rendere edotti i cittadini di ciò che comporta una decisione a favore e di ciò che comporta viceversa una decisione contraria a questa proposta di suddivisione.